Le polemiche impazzano anche sulla festa di San Calogero, per la quale sono state giustamente, in osservanza delle normative sulla sicurezza, imposte dalla questura alcune limitazioni. Niente accesso alla scalinata e al sagrato durante la processione, stop alla scalata per giungere al santo e baciarlo, nessuna calca intorno al simulacro e altro, il tutto finalizzato a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica. Posizione che non è andata giù a tanti, forse ai più che, saputa la notizia, hanno vibratamente protestato contro le restrizioni, giustificate, come ha affermato il questore Emanuele Regifari, spiegando direttamente attraverso le pagine social che la legge non consente tutto senza regolamentazione ed è guidata da espresse formule che tecnici esperti hanno univocamente condiviso e che sono frutto delle risultanze di piani di sicurezza redatti dagli organizzatori, verificati da soggetti tecnici e vagliati in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, oltre che dalla Commissione Provinciale per gli Spettacoli e le Manifestazioni Assimilate. Il questore evidenzia inoltre che i contorni sfumati nell'applicazione delle leggi mettono a dura prova quel concetto di trasparenza che invece è proprio dell'azione che le stesse compiono e preannuncia di essere a disposizione per tutti per chiarimenti necessari, comunicando che presto la prefettura organizzerà un incontro con le amministrazioni e i tecnici interessati. Un interrogativo su tutti si leva a gran voce da parte degli agrigentini: perché cambiare le regole che da sempre hanno caratterizzato la festa di San Calogero? A questa domanda ci permettiamo di rispondere anche noi, affermando che nulla si può cristallizzare nel fluire del tempo e dell'evoluzione della società e semplicemente cambiare qualche regola diventa necessario per il sol fatto che nel tempo anche noi siamo cambiati.